sulle strade in poche ore, caccia al camper che ha urtato senza fermarsi un ciclista, 64enne morto in ospedale nella notte. Altra vittima, un centauro 52enne che ha perso il controllo della moto in rotatoria. Torna l'incubo per i residenti del condominio Ater in via Bissolati a Mestre dopo gli sgomberi di luglio. Gli spazi comuni sono di nuovo invasi da occupanti abusivi, sporcizia e droga. Secondo fine settimana di agosto ha segnato il picco dell'esodo estivo contrassegnato dal gran caldo, traffico in aumento in A4, code chilometriche all'uscita della 27 in direzione nord, traffico bloccato sulla Gordina. In campo alle prossime elezioni regionali a sostegno della candidatura di Manildo, le liste civiche del Veneto si preparano a federarsi per entrare in Consiglio regionale a Venezia, la prima presentazione dell'iniziativa. Veneto alla Lega, lista Zaia valore aggiunto, così Matteo Salvini in collegamento al direttivo del partito a Noventa Padovana, arrivate 158 richieste di candidatura per le regionali, a Venezia presentata la Federazione delle Liste Civiche. Novax nell'organismo di consulenza del Ministero della Salute dopo che la dottoressa Francesca Russo ha rifiutato l'anonima arriva al pieno sostegno da parte degli ordini dei medici del Veneto. Attesa febrile per il Festival del Cinema che si svolgerà al Lido dal 27 agosto al 6 settembre in 2 ore. Sono già stati venduti 21.000 biglietti per la 82esima mostra. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Iniziamo con la cronaca, come avete sentito dai titoli, per una doppia tragedia sulle strade di Mestre. Un ciclista di Favaro ha perso la vita, travolto da un camper in rampa Rizzardi. Un motociclista uscendo di strada alla rotonda tra via Vespucci e via Anselmi, i sinistri ad appena 12 ore di distanza l'uno dall'altro. E caccia al conducente del camper che ha travolto Paolo Pistolato, un 64enne di Favaro che ha poi perso la vita poco dopo il ricovero all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Pistolato stava percorrendo rampa Rizzardi in sella a una bicicletta quando è avvenuto il contatto rivelatosi fatale con un camper che ha poi proseguito la corsa senza fermarsi. A lanciare l'allarme per primi sono stati altri automobilisti. Ricoverato in terapia intensiva, Pistolato è espirato circa 4 ore dopo l'arrivo in ospedale. La polizia locale sta passando al setaccio le immagini delle telecamere presenti nell'area per identificare mezzo e autista che, oltre che di omicidio stradale colposo, dovrà rispondere di omissione di soccorso e fuga. Nell'impatto il camper avrebbe anche perso uno specchietto retrovisore. Erano circa le 12:15 di venerdì. Circa 12 ore dopo, un altro incidente è stato fatale ad Amos Rossato, un 52enne residente a Carpenedo. Era in sella ad una moto che è uscita di strada alla rotonda tra via Vespucci e via Tina Anselmi. Anche in questo caso sono al vaglio le immagini di sorveglianza della zona, ma dai primi rilievi dovrebbe trattarsi di una fuoriuscita autonoma. Intanto è stata fissata la data dei funerali di Andrea Molin, l'ex calciatore morto a 63 anni in moto sulla Nualesi a Santa Maria di Sala dopo lo scontro con un'auto. Saranno celebrati nella chiesa di Sant'Eonisto e Agostino a Marano di Mira. Durante un sopralluogo sul posto dell'incidente è stato ritrovato un gratta e vinci che apparteneva ad Andrea, un biglietto vincente. La famiglia ha ricevuto i 200 euro di premio dal presidente della sezione Carabinieri in congedo, accompagnato dal sindaco Arpi e il consigliere Benfatto. Sempre a Mestre torna l'incubo per i residenti del condominio Ater in via Bissolati dopo gli sgomberi di luglio. Gli spazi comuni sono di nuovo invasi da occupanti abusivi, sporcizia e droga. Ma scusi, ma adesso hanno chiuso con le grate, entrano lo stesso? Certo, entrano per la porta dietro e c'è gente che dorme sopra il sottotetto. Non c'è pace per gli abitanti del condominio Ater di via Bissolati. Dopo lo sgombero degli scantinati avvenuto a inizio luglio, la situazione sembrava finalmente avviata verso un miglioramento e invece a distanza di poche settimane l'incubo è tornato. La situazione qui è drammatica. Drammatica. Guarda che guarda. Ma perché? Qua è rotto, tutto rotto, dappertutto. Entrano dappertutto. Entrano giù, dalla porta giù, che c'è una porta che si mettevano le biciclette, sì. E quella c'è la serratura rotta. Penso che entrino da là.
perché qua come fanno a entrare? Non lo so. Ignoti, probabilmente gli stessi occupanti abusivi già allontanati, si introducono nuovamente nel palazzo, questa volta puntando al sottotetto, ai sottoscala e ai pianerottoli superiori dove trascorrono la notte. Cosa fai qua? Sei da solo? A denunciare l'ennesimo episodio di degrado sono gli inquilini del civico 20B, che raccontano come gli spazi comuni siano tornati a essere invasi da sporcizia, resti di cibo, escrementi, fluidi corporei e persino droga. È una situazione insopportabile. Tanto. Nonostante le vostre proteste, però, queste persone fanno quello che vogliono. Continuano a ritornare. Anche con i cancelli chiusi. Il condominio non ne può più. Solo un mese fa l'Ater aveva effettuato l'installazione di cancelli per limitare l'accesso al condominio, un'operazione che aveva restituito un minimo di tranquillità ai residenti, ma la situazione è rapidamente degenerata di nuovo. Sopra c'è gente che dorme, andate sopra gli ultimi piani. È difficile da sopportare questa situazione. Certo, e giù c'è l'acqua, non potete neanche andare giù perché è tutto allagato. E anche una settimana fa hanno pulito, era completamente vuoto e hanno di nuovo, guarda, pipì là hanno fatto. Qua fanno i sacchetti, facevano i sacchetti, preparavano le buste qua, fumavano crack, c'erano bottiglie, guarda come siamo ridotti, vedi quanto alto? Appena stata svuotata, Qui sotto preparavano le buste? Sì, preparavano le dosi, fumavano crack perché vedevano le bottiglie già pronte e le lasciavano là, tutto. È una roba allucinante questo palazzo, è rovinato proprio, completamente rovinato. E anche che hanno messo le griglie continuano a tornare. Lunedì l'autopsia sui corpi dei 2 egiziani che hanno perso la vita in una fossa biologica a Santa Maria di Sala. Solo l'autopsia potrà fornire indicazioni sulle cause del decesso. Le indagini intanto si concentrano su chi gli abbia dato disposizione di calarsi nella fossa. Chi ha dato disposizione ai 2 operai egiziani di entrare nella fossa biologica dove hanno perso la vita è l'interrogativo che si stanno ponendo gli inquirenti che indagano per la morte in una villa di Vetrego dei 2 richiedenti asilo. L'autopsia di lunedì potrà fornire intanto delle prime risposte di ciò che ha provocato il decesso. La Procura di Venezia ha informato quelli che per ora sono i primi indagati del caso e i rispettivi avvocati della facoltà di poter nominare un consulente di propria fiducia che partecipi all'esame autoptico. Per la morte dei 2 cittadini egiziani sono indagati il titolare della ditta Paolo Traslochi e Trasporti e il presidente della cooperativa CSSA. L'accusa formulata dalla Procura è di omicidio colposo plurimo. Non è escluso che i familiari delle vittime possano costituirsi parte civile nel processo. Per loro intanto è arrivata la solidarietà dei comuni di Santa Maria di Sala e Mirano con una raccolta fondi per sostenere le spese di rimpatrio delle salme. A 9 giorni dalla sua entrata in funzione, un primo bilancio del funzionamento del Barca Velux. Dal 1 agosto è entrato in funzione il Barca Velux e gli effetti, almeno dal punto di vista visivo, già si notano lungo i canali. Dove c'è il controllo del Barca Velux, dai barchini ai taxi fino ai trasportatori, si corre meno. L'acqua della laguna appare così liscia come l'olio, più calma, come forse solo durante la pandemia. Al 9° giorno della sperimentazione, primo bilancio con l'assessore comunale dei trasporti al traffico acqueo Michele Zuin, che è molto soddisfatto e ringrazia i veneziani per la collaborazione. Molto bene, perché c'è stata grande responsabilità e ringrazio tutti coloro che usano la barca per lavoro, i trasportatori, i tassisti, i piloti di ACTV, perché hanno capito che questo è per il bene della città, non è certo per fare le multe, non è certo per fare cassa per il comune, ma è per regolare il motondoso che crea grossi problemi alle rive, e quindi finalmente un sistema che mette un attimino di pace all'interno della laguna di Venezia. Questo sistema di controlli diventerà stabile e consolidato. Tra un paio di mesi ci ritroveremo con tutti gli enti preposti più le categorie, se c'è da fare qualche integrazione, qualche adattamento, parlo delle situazioni di brutto tempo, eccetera, in cui dobbiamo chiaramente tarare il sistema. E sul fatto che ci sia qualcuno che cerca di aggirare i divieti, l'assessore dice: sono acque che sono sotto la protezione di altri enti, ma il fatto che all'interno della città sui 2 canali della Giudecca e delle fondamenta nuove
ci sia il presidio al Barcavelox, lascia alla polizia molto più margine per andare sugli altri canali, come l'altro giorno sono andati nel canale dietro la Giudecca e non hanno trovato grossi problemi se non un traffico più intenso, ma quindi maggiori controlli sulle altre zone non coperte dal Barcavelox. La politica saranno in campo alle prossime elezioni regionali a sostegno della candidatura di Manildo. Le liste civiche del Veneto si preparano a federarsi per entrare in Consiglio regionale a Venezia, la prima presentazione dell'iniziativa. All'inizio di un progetto a lungo termine che vuole coinvolgere, essere una casa, una rete comune di tutte le civiche progressiste della rete appunto regionale qui del Veneto. Diversamente dai partiti noi non abbiamo segreterie romane a dirci come dobbiamo votare. Il voto in Consiglio regionale non sarà mai merce di scambio in cambio di qualcos'altro, cosa che purtroppo avviene a livello di partiti politici. Siamo persone libere, amministratori locali ed è una realtà importante nel Veneto che è fatta di volontariato, di persone che per passione, per amore della loro città si dedicano alla politica in senso buono. Mossi da passione politica, spirito di volontariato, amore per il proprio territorio, si definiscono cittadini liberi senza vincolo di partito. E la stoccata è per il centrodestra veneto, che attende ancora che a Roma Meloni, Salvini e Tajani decidano le loro sorti. Ma sono anche cittadini che nei propri comuni hanno maturato un'esperienza amministrativa che ora intendono portare in Consiglio regionale. È la Rete Civica del Veneto, un laboratorio aperto per fare ciò che anche a livello nazionale finora non aveva mai fatto nessuno. Ad organizzare per provincia le reti delle civiche che potranno dare un contributo e soprattutto allinearsi a quelli che sono non solo gli amministratori del territorio che hanno già raccolto la fiducia dei propri cittadini, ma anche lavorare con le scuole e le officine sociopolitiche che hanno lavorato nelle varie province in questi anni e poter raccogliere quello che è la volontà e l'espressione dei giovani che sono la nostra speranza, il nostro futuro. In vista delle prossime elezioni regionali si è partiti da Venezia, poi sarà la volta di presentazioni analoghe a Belluno e Rovigo, quindi degli altri capoluoghi di provincia. Il progetto, come detto, è ancora in una fase costituente, ma di civiche che nelle città del Veneto hanno raccolto consensi elettorali ce ne sono parecchie. Per la provincia di Venezia il coordinamento è affidato a Luca Morosin, presidente della lista civica San Donà di Piave Città Insieme. Le persone ci hanno dato fiducia nel corso degli anni, continuano a darci fiducia rispetto agli impegni che ci prendiamo e al rispetto di questi impegni che traduciamo poi nell'essere nelle città, nei comuni dove appunto siamo presenti e anche negli atti amministrativi che andiamo poi a presentare. Ecco, quindi vuole essere un biglietto da visita, si può dire così, anche per chi sfiduciato oggi vorrebbe stare a casa a novembre, il giorno del voto. Se Rossella Cendrona ha vinto da civica le elezioni a sindaco di Silea, a Venezia Marco Gasparinetti è tra i fondatori di una civica di opposizione alla giunta Brugnaro che ha superato il 5%. A me come consigliere comunale si rivolgono tantissime persone per lamentare i disservizi della sanità veneta. Come consigliere comunale devo rispondere, non posso farci niente, ma un domani che saremo in Consiglio regionale avremo voce in capitolo. I fondi europei, tutti i fondi europei transitano dalla Regione Veneto, è la Regione che decide come assegnarli. Avendo lavorato 30 anni a Bruxelles, credo di poter dare un contributo per fare in modo che i soldi europei vengano spesi bene, a beneficio delle persone e non a beneficio di pochi privilegiati. Il Veneto alla Lega, la lista Zai ha un valore aggiunto, così Matteo Salvini intervenuto al direttivo del partito a Noventa Padovana. Intanto sono arrivate 158 richieste di candidatura per le regionali. C'è stato l'intervento di Matteo Salvini, di Luca Zaia, tutti presenti, c'è entusiasmo, siamo pronti per la corsa. Anche se mancano ancora il candidato presidente e la data delle elezioni, i leghisti del Veneto scaldano i motori in vista del voto autunnale e sono in parecchi ad aspirare ad un posto nelle liste del partito. 158 le richieste di candidatura presentate al direttivo regionale del partito riunito a Noventa Padovana. Ci sono gli uscenti, ci sono giovani, ci sono alti profili, quindi c'è
da poter scegliere in maniera veramente esaustiva, cioè per coprire qualsiasi esigenza. Quindi anche questo è un segnale di ottimismo che ci fa ben sperare. Naturalmente sarà compito del direttivo comporre le liste, poi là il lavoro diventerà più duro perché bisognerà fare delle scelte. Ad arringare i suoi il segretario federale Salvini, che in videocollegamento ha ribadito la volontà di esprimere il candidato presidente in quella partita tra le forze di centrodestra che sta da mesi alimentando tensioni con Fratelli d'Italia, che da primo partito pretende la guida del Veneto, o, come si è vociferato negli ultimi giorni, se non il governatore, tutti gli assessorati di peso, pretendendo poi, nel risico delle pedine sulle regioni del nord, la guida della Lombardia. A mio avviso comunque sia il tentativo è sempre di candidare l'elemento migliore per poter vincere, quindi non credo ci sia una consecuzio, nel senso il Veneto resta alla Lega e quindi la Lombardia andrà a Fratelli d'Italia. Certo, Fratelli d'Italia si siederà al tavolo della trattativa anche in Lombardia per avere, come è giusto che sia, pretendere magari un suo candidato, e credo che il lavoro di tessitura porterà un candidato condiviso. E al direttivo si è fatto il punto sulla campagna elettorale, sulle proposte ricevute in questi mesi da cittadini e categorie, e si è parlato anche della questione lista Zaia, variabile che secondo i sondaggisti è in grado di spostare e non di poco gli equilibri. Una lista che lo stesso Salvini, parlando della forza dirompente della Lega in Veneto, ha definito un valore aggiunto da proporre agli alleati. Questo sarà oggetto di trattativa, ancora non sapremo il candidato e le liste come si svolgeranno, sarà ancora la trattativa a livello nazionale, darà i confini di tutta la corsa. Noi nel frattempo ci prepariamo per le varie eventualità. Cambiamo argomento perché questo è un weekend di grandi esodi estivi. Vediamo la situazione sulle strade e autostrade della regione. All'altezza del cavalcavia di Privano, in comune di Bagnari Arsa, a 2 chilometri dallo svincolo di Palmanova, nella direzione verso l'Isert. Non si sono fatte attendere le partenze per il giorno del grande esodo estivo. Fin dalle prime ore di oggi traffico, in particolare sulla A4 Venezia-Trieste, molto intenso. Tantissimi mezzi con targa straniera che hanno percorso la direttrice verso est. Si tratta di lavoratori di rientro verso i propri paesi o di famiglie in vacanza verso i litorali del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, o diretti verso Slovenia e Croazia. Già alle 8 Autostrade Alto Adriatico ha fatto registrare sulla propria rete un 6% in più di volume di traffico rispetto al sabato omologo di un anno fa, che alle 12 è diventato più 8%. Se il dato si dovesse confermare, potrebbero essere raggiunti a fine giornata i 200.000 transiti. Code a tratti registrate tra Meolo e San Stino di Livenza, tra San Giorgio e il nodo di Palmanova in direzione Trieste. In quest'ultimo tratto i sensori di traffico hanno registrato alle 12 circa 3.100 transiti l'ora. Le code all'Isert hanno raggiunto verso le 11 la punta massima di 4 km, diminuiti intorno alle 13 a 3. Alla barriera sempre di Trieste e l'Isert il traffico è in aumento del 4% rispetto a un anno fa, un dato che fa il paio con Re di Puglia, più 17%, dove rispetto all'anno scorso c'è una porta in uscita in più, e Villesse più 2%. Piazzali pieni anche a San Donà di Piave, Cessalto e alla barriera di Cordignano. Da registrare code in entrata alla Tisana, in ingresso Trieste-Isert per il primo assaggio di controesodo. Domani giornata da bollino rosso. Dopo che la dottoressa Francesca Russo ha rifiutato la nomina come consulente del Ministero per le vaccinazioni, arriva il pieno sostegno alla sua decisione da parte dell'Ordine dei Medici del Veneto. Arriva il sostegno di tutti i medici del Veneto per la posizione della dottoressa Francesca Russo, che ha rifiutato la nomina a far parte del NITAG, una sigla inglese che indica il gruppo tecnico sulle vaccinazioni, un organo indipendente a supporto del Ministero della Salute. Tutti gli ordini dei medici del Veneto plaudono alla decisione della Russo, che ha scritto al Ministero rifiutando la nomina, perché nel gruppo sono presenti 2 componenti, scrive la dirigente della Regione Veneto, che in passato hanno più volte espresso
espresso pubblicamente posizioni non coerenti con le evidenze scientifiche in materia di vaccinazioni, arrivando in alcuni casi a sostenere e diffondere messaggi contrari alle strategie vaccinali nazionali, posizioni Novax in sostanza, che per la Russo non vanno nella direzione della tutela della salute pubblica. Francesca Russo infatti è sempre stata in prima linea durante il periodo Covid, costruendo, lontano dai riflettori e con il suo staff, le linee guida regionali per contenere la pandemia. Gli ordini del Veneto ora, con una dichiarazione congiunta, chiedono al Ministero della Salute la revisione della composizione del NITAG nel rispetto dei principi della scienza e nell'interesse supremo della salute dei cittadini. Le imprese venete aspettano quasi 1 miliardo di euro dai ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione, fenomeno che penalizza soprattutto le piccole e medie imprese e rallenta lo sviluppo economico. Questa l'analisi e l'allarme lanciata dalla CGA di Mestre. Nel 2024 le imprese venete hanno lasciato sul tavolo fino a 1 miliardo di euro per lavori e forniture già consegnati alla pubblica amministrazione. Colpevole non solo la burocrazia lenta, ma veri e propri ritardi nei pagamenti, concentrati soprattutto tra gli enti pubblici del Sud Italia. A lanciare l'allarme la CGA di Mestre, che parla di malcostume ancora diffuso e di pratiche scorrette che penalizzano soprattutto le piccole aziende. Per cancellare i debiti commerciali e ridurre i tempi di pagamento dell'amministrazione statale bisogna prevedere per legge la compensazione secca, diretta e universale tra i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati da un'impresa nei confronti dello Stato e delle sue articolazioni periferiche e i debiti fiscali e contributivi che la stessa deve onorare all'erario. Così, fa sapere la CGA di Mestre, si andrebbe a risolvere un problema che continua a minare la tenuta finanziaria di molte piccole e medie imprese del Veneto che lavorano per i committenti pubblici, in particolare del Mezzogiorno. A livello nazionale nel 2024 la pubblica amministrazione ha ricevuto fatture per circa 200 miliardi di euro, ma ne ha saldate solo 189 miliardi. Mancano dunque più di 8 miliardi e sono tra gli 800 milioni e 1 miliardo i soldi destinati alle casse delle imprese venete non ancora arrivati. La Regione si conferma tra le più puntuali con i pagamenti pubblici, con amministrazioni che saldano le fatture anche prima dei 30 giorni previsti, ma la CGA sostiene fermamente che ciò non basta, perché quando la pubblica amministrazione non paga, a rimetterci non è solo l'imprenditore, ma tutto il tessuto economico locale che di quelle imprese vive. La pagina dedicata alla cultura, questa oggi alla Mostra del Cinema. Cresce l'attesa per l'inizio della mostra il prossimo 27 agosto. In 2 ore sono già 21.000 i biglietti venduti per i film della 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, al Lido dal 27 agosto al 6 settembre prossimi. Un'attesa febbrile, come il direttore Alberto Barbera, che pur nel rispetto dei limiti di velocità arriva a tutto gas in motorino guidato dall'amico Roberto Sauner, mitico custode del Palazzo del Cinema, fino a Malamocco nella sede del gruppo Bevanda, dove è atteso per ricevere un premio speciale e per la nostra intervista esclusiva. Ieri abbiamo aperto la biglietteria, è stato l'assalto all'acquistare i primi biglietti e so che nelle prime 2 ore ne sono stati venduti più di 21.000, quindi insomma un record. Ecco com'è cresciuta la mostra in questi anni. Abbiamo investito enormemente in termini di impegno, oltre che di risorse economiche, no? E quindi, però sono felice del risultato, perché quando sono tornato a Venezia nel 2012 c'era un progetto, anzi tanti progetti, che siamo riusciti a realizzare col tempo, grazie all'apporto e al sostegno di tutti. Barbera scherza sul suo viaggio in motorino e sulla sua grande e sincera amicizia con il custode del palazzo, segno dell'attenzione di Barbera per tutti coloro che lavorano spesso nell'ombra e anche dietro le quinte per il festival. Vado spesso in motocicletta, a Milano mia moglie ha un motorino e quindi lo uso, non mi piace tanto perché c'è troppo traffico, però insomma lo uso. Presidente Buttafuoco ha già nominato Sauner. Una cosa che tu non fai, è un amico nostro. Ma certo, è un amico, lo conosco dal primo anno che ho messo piede a Venezia come direttore, quindi nel 1999. Siamo rimasti amici, è una persona simpaticissima. È anche lui un po' molto... È come no, certamente. La dinastia dei Sauner.
E si chiude così allora l'edizione di Venezia. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo e poi il TG di Treviso. A tutti una buona serata, arrivederci.